Euroregione News. Natale in Medio Friuli. Mi sono rivolto al sindaco della città di Codroipo, Fabio Marchetti, per sapere se i festeggiamenti per Natale sono partiti ufficialmente. L'11 di dicembre con tutta una serie di manifestazioni legate a un'altra tradizione tutta codroipese, che è quella dell'accensione dell'albero donato dagli amici austriaci, e anche questa è una tradizione che volentieri si ripete. I mercatini, l'accensione delle luci dell'albero, il Natale in Piazza dei Dogi, che è una manifestazione correlata e contestuale proprio per rivitalizzare anche il compendio di Villa Manin nella parte proprio all'esterno delle esedre e prospiciente la cappella dogale di Sant'Andrea, per finire con il Fogoron dall'Orcolat epifanico il 6 di gennaio, tradizione che è riemersa l'anno scorso grazie al lavoro e all'operato di alcuni soci e volontari della Proloco Villa Manin Codroipo, e sempre con la collaborazione e l'aiuto di privati cittadini dell'Associazione Nazionale Alpini, per poi concludere la serie delle manifestazioni l'8 gennaio del 2017 con un grande concerto di inizio anno al Teatro Benoît de Cecco con l'Orchestra Giovanile Bellunese e l'Orchestra Giovanile Città di Codroipo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.